Abbiamo anche rivisto insieme ai pediatri, alle 2 aziende ospedaliere che diventano un po' il cuore assieme a loro per quanto riguarda appunto la diagnosi, il percorso di accesso, cercando di rendere un percorso più accessibile e evitando quindi quella che era una eccessiva burocrazia che creava dei problemi appunto nell'accesso appunto dei pediatri di libera scelta. Era la notizia che le mamme attendevano dalla scorsa estate. La Regione ha risolto il nodo spinoso legato alle lungaggini della burocrazia per l'accesso dei bimbi affetti da asma grave al Pio XII di Misurina. Un iter complicato fatto di passaggi in commissione per i bambini per i quali la velocità della cura è fondamentale per il miglioramento della loro qualità di vita. Parallelamente è iniziato un cammino di sensibilizzazione del mondo dei pediatri di libera scelta rispetto alle potenzialità e alle possibilità di utilizzo per i loro piccoli pazienti con patologie respiratorie dell'Istituto Pio XII di Misurina per la cura e la riabilitazione delle malattie respiratorie del bambino. Noi abbiamo riconosciuto un'eccellenza nazionale, europea, uno dei 3 presidi che si occupa appunto di asma in età infantile appunto di questo tipo a livello europeo. Un lavoro a più facce, spiega l'assessore, basato anche sulla garanzia che la Regione Veneto ha dato assegnando all'Istituto un budget annuo di 1.203.000 euro fino a tutto il 2022. Il caso Misurina è arrivato anche in Commissione Nazionale Salute, che riunisce gli assessori alla sanità di tutte le regioni italiane per portare a conoscenza di tutti le opportunità offerte dal Pio XII.